Scatman's World. Veneziano. Allora Fioi, vai di prima giornata di Premier League, ragazzi, prime due partite abbastanza dure, Manchester United, derby delle rose, e Tottenham, quindi veramente inizio duro, formazione confermata dopo la bella vittoria anche in Charity Shield. Vediamo un po' il buon Royce, speriamo bene, che deve segnare anche in campionato, e inizia la stagione dopo il grandissimo terzo posto dell'anno scorso, ragazzi, con la UEFA Champions League. Mentalità come sempre, no, tutto per tutto direi anche di no, offensiva. Scusate ragazzi quando parlo ancora qualche problemuccio di tosse, ormai è una roba, tra i miei colleghi di lavoro, ai parenti e tutto, siamo tutti con sto cazzo di tosse che non finisce mai, un altro di coglioni devastante. Buona fortuna ragazzi, e andiamo. E si parte ragazzi, all'Ellen Road inizia la Premier League, terzo anno cumendiano, ed è arrivato già un trofeo, la Charity Shield Cup. Sarebbe importante partire con il piede giusto contro squadre forti come lo United e il Tottenham. Vediamo, De Bruyne, il piccolo Strootman, Lees, vai Lees, autore di prestazioni strepitose, Lees però Campos, sbaglia Yangambiwa, purtroppo brutta prestazione di Doria in Coppa, l'unica negativa, Royce, mamma mia per poco la prendeva Marchetto Royce, De Gea, cazzate di De Gea per Carrick, Evans, ancora benissimo Nobel, vede De Bruyne, Boga, De Bruyne, bravissimo, Royce, Giampaolone De Gea para, mitico Giampaolone De Gea, Boga, Royce, niente da fare, vai, Beck, Boga, il piccolo Boga, Nobel, e niente da fare, però dopo 14 minuti il Leeds sta giocando un buon calcio del Leeds. Siamo alla mezz'ora, non ci sono più azioni. Stanchezza per Kevin De Bruyne. Infatti all'83. De Bruyne vede molto bene nessuno. Occhio, non ci credo, a caso Kagawa. Ma dai, ma... Ecco, sono queste le cose che non sopporto. Su una scivolata casuale il giapponese di merda va a segnare, ma dai. No, non ho parole ragazzi, veramente, è una cosa indegna. Dominiamo noi, segnano loro. De Bruyne, Campos, Marchetto Royce, vede Boga, e Boga la mette, silenzio nella road. Grandissimo Boga, i tifosi dell'United sono in silenzio, 1-1, in un minuto cambia tutto. Grande Boga, grandissimo Boga. Dai che la possiamo vincere, Ricordiamo sempre che in panchina abbiamo un certo Werner, il Timo, che anche lui è giovanissimo, lo sto cercando di... insomma, deve cercare il giusto per non bruciarlo troppo. 54esimo. Vai Yangambiwa, bravissimo, invece no, Strootman, ti prego, dai che roba nostra, bravo Beck. Cracker Doria, il piccolo Cracker, vai piccolo Cracker. Noble, De Bruyne, Royce, Boga, Royce, bellissimo per De Bruyne, Royce De Bruyne, 2-1 Leeds, 2-1 Leeds. Con i nostri presidenti svizzeri, ragazzi, che sono pieni di money, porca puttana, che culo, veramente, forse hanno visto anche, adesso mettiamo Jorginho per Nobel, hanno visto che comunque la squadra c'è, e Ocampos sta giocando un inizio un po' così, vai, stiamo attenti, Beck, Boga, sbaglia tutto, recupera Carrick, aia, Van Persie, bravissimo, Doria cosa fa? Cracker, sontuoso Doria, vai Royce, mettila in mezzo bene, Boga, Nobel, e c'è il gol di Boga, come partito, giocatore simile a Platini, il nuovo Michel secondo i miei osservatori, speriamo bene, andiamo su controllo, Raphael, Carrick, Fellaini, il piccolo Fella, Evans,
Fellaini, Ocio a Bruce, mamma mia, gol. Incredibile Courtois, grande Courtois. Mamma mia, che bene inizio di stagione, speriamo bene, stiamo calmi, però manca ancora una vita. Ocio, bravissimo De Bruyne. E la dà Marchetto Royce. E Marchetto se ne va, e Marchetto se ne va, Marchetto se ne va, Marchetto De Bruyne, fallo, c'è il gol! Jorginho, Jorginho, 4-1, 4-1. Mamma mia, che lead sontuoso. Mamma mia che acquisti che ho fatto, mamma mia che giocatori, 4-1 in casa col Manchester alla prima. Ragazzi, questo può essere il nostro anno. Questo progetto di 4 anni con Leeds, erano 4-5 anni. Ce la possiamo fare al terzo, che se abbiamo già vinto cose importanti. Timo Werner, Werner, Strootman, Giampaolone De Gea. Perché lui è Giampaolone, è della stirpe di Giampaoloni lui. Jorginho, vede Boga, Strootman, Kevin Strootman per De Bruyne. De Bruyne Werner appena entrato, quasi gol del campioncino tedesco. Siamo venuti fin qua per vedere vincere Okuenda. Ragazzi, un 4-1 sontuoso. Cracker Doria, Jorginho, Beck, Jorginho. Attenzione Beck, forse vuole 5-1 Leeds. Boga. Oh, è finita! Leeds 4, Manchester United 1. Dominio puro per il Leeds. Migliore in campo, Giampaolone, Marco Reus. Ben fatto. Vai ragazzi, andiamo contro il Tottenham. La terza partita è con il Chelsea, quindi United, Tottenham e Chelsea in 3 partite. Una cosa veramente pazzesca. Ma speriamo di fare anche qua 3 punti. Formazione confermata. Quindi la stessa formazione che ha battuto lo United. Vai Fioi. Buono. Mentalità, siamo fuori casa la prima. Controllo. Vai. Non si sa mai, la prima in trasferta è sempre un po' insidiosa, perché abbiamo avuto una squadra forte comunque Leeds. Strootman. Campos. Strootman. Ancora per Ocampos, partita meravigliosa la prima. Ocampos in mezzo. Nobel! Ed è subito lui! Mark Nobel! 1-0. Ottimo inizio per Leeds United. C'ho nostre cagate, però Coche. C'ho Fioi Vela. Coche a De Bayor. Ma dai, ma dopo 8 minuti già il pareggio. Ma svegliamoci. Niente da fare. Niente da fare. Subito pareggio per il Tottenham. Beck. Boga, il piccolo Boga, niente da fare. Strootman. Beck. Comunque ragazzi, il stato di Manchester, purtroppo lì è cambiato perché nel giocare mi è crashato Football Manager, che ogni tanto capita che e quindi non avevo salvato, quindi ho dovuto rifarla, l'ho rifatta anche senza registrare, ho vinto solo 1-0, pazienza, purtroppo perso la prestazione del 4-1, però è chiaro che dopo nel video ci sarà il 4-1, però purtroppo c'è l'ho dovuta rifare, perché chiaramente il marchetto non salva sempre, ed è arrivato l'1-0, e pazienza, non avevo voglia di rifarlo ancora, cioè, tanto prima che capitasse il 4-1 tipo dovevo aspettare 20 anni, allora ho detto facciamo l'1-0 e basta, comunque sempre vittoria. Però che sfiga. Fioi ci svegliamo, no? Perché la mela gol. Ma no, Fioi però, cioè non potevo col Tottenham soffrire questo. Io poi il Tottenham è una squadra che mi sta sul cazzo. Ma mi sta sul cazzo, mamma mia. Io andavo, niente da fa. Dai che ce la possiamo fare, proviamo ad attaccarli un po', si stronzi.
Allora mettiamo Werner per un Royce che non ho praticamente mai visto, e Ocampos che lo vedo un po' in difficoltà. Forse prima di avere difficoltà per Lucchetta Ocampos ci può stare. Però sto Tottenham mi sta rompendo lì Maronis. Occhio, Paulinho. Bravo Cracker, molto bene De Bruyne. Noi ci svegliamo però, ripressiamo, grandissimo Werner, ma dai, incrocio di Werner. Cosa aveva fatto Timo, ragazzi? Cosa aveva fatto Timo? Tira! Niente, si domina, ma vincono, cioè vabbè, ciao. Adesso dopo faranno loro il 2-1 beffardo. Cosa aveva fatto Timo, ragazzi? Che giocatore, Timo, che giocatore. Non è capire che ci potrebbe anche essere il problema Royce o Campos, visto che Royce è un'ala sinistra, soprattutto che si può giocare tranquillamente anche l'attaccante. Bisogna un po' valutare, chiaramente è stata una scelta particolare, ma è chiaro che potrei rispostare Ocampos che c'è Boga che sta giocando bene. Gol! Traversa di Lis. Ma ma cosa devo fare, ragazzi? Che schifo di sfiga, mamma mia. Solito Tottenham, tutte le squadre contro il Comendone sono sfortunate. Tattiche. Mettiamo Jorginhos per un Nobel stanco. Siamo al 74esimo. Dai, cazzo, la stiamo meritando noi, ma la stiamo pareggiando. Young Ambigua, Timo, il piccolo Strootman, De Bruyne. Young Ambigua, Timo, il pezzo De Bruyne. Kevinone l'ha messa, Kevinone, De Bruyne, 2-1. Calma adesso, calma fioi, gran calma. Young Ambigua, il piccolo Young. Strootman, non sbagliarmela così. No, dai, no il beffone, no Carroll. No. Bravissimo Liz. Mamma che cuore di Liz, ma ancora Tottenham, Jorginho non la prende. Fuori gioco. Cosa ha fatto Courtois? Buttala via. Ancora calcio d'angolo. Ancora corner, 3 di recupero a White Hart Lane, non si soffre, buttala via. E arriva sempre a loro. Vertonghen, Lamela, Carroll, buttala via, Tarapt per Doria, ok. Arbitro, andiamo a casa. 6 punti in 2 partite tra United e Tottenham. E il Comendone vola. Sotto dei coglioni, due squadre forti, siamo primi a 6 punti insieme all'Hull City. Buono raga, adesso sorteggio. Vai ragazzi, allora, sorteggione di Champions League chiaramente in fascia 4. Sorteggio automatico, andiamo. Gruppo A. Manchester United, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Schalke 04, Benfica, Manchester City e Chelsea. Questa è la fascia 1. Fascia 2. Basilea con lo United, Porto col Bayern Monaco, Real con la Juventus, mamma che girone, Barça e Paris Saint-Germain, mamma mia, Schalke Napoli, Benfica Dortmund, mamma che gironi, CSKA Manchester City, Chelsea Olympique Lyonnais, Pilsen Basilea United, che culo, Ajax Porto Bayern Monaco, Stoccarda Juve Real, girone di ferro, Steaua PSG Barcelona, Metallist Napoli Schalke, Olympiacos Dortmund Benfica, Sporting CSKA Manchester City, Liegi Lione Chelsea, Monaco con il Manchester e il Basilea, Tel Aviv Ajax Porto Elfsborg Stoccarda Juve Real, Leeds Steaua Paris Barcellona. Sono finito nel girone peggiore ragazzi, con Steaua, Bucarest, Paris Saint-Germain e Barcellona. Quindi ragazzi l'obiettivo è arrivare in Europa League, perché con Paris Saint-Germain e Barcellona le possibilità di vittoria sono minime. Questi sono i gironi ragazzi, un saluto del Comendone veneziano, prossima partita contro il Chelsea di Mourinho. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.